intanto iniziamo la prima presentazione ufficiale della nuova stagione, la prima conferenza stampa, perché Brandon Thomas è stato il primo giocatore ad essere firmato da noi quest'anno. La facciamo qua da uno dei nostri sponsor più importanti, da un dual sponsor, quindi ci fa piacere essere anche in questa provincia. Arrivando a noi al discorso di Brandon, nella sua presentazione, come dicevo, è stato il primo giocatore americano che abbiamo messo sotto contratto quest'anno, un giocatore che ha già dimostrato di far bene nelle esperienze europee che ha passato, e questo è, come sapete, è per noi un punto fondamentale, cercare il più possibile di avere dei giocatori che hanno già dimostrato anche in Europa di poter far bene, proprio per lo stile con cui in Italia si gioca a pallacanestro. Lui l'ha fatto anche passandoli in campionato in campionato, campionati europei, sempre a crescere a livello di difficoltà, chiamiamola di prestigio a livello europeo, e l'ha confermato negli ultimi 2 anni con la sua esperienza in Germania, dove ha fatto veramente bene. Un giocatore che avete visto ha delle statistiche importanti dal punto di vista realizzativo. Siamo convinti che sicuramente farà bene anche con noi. Il nostro lavoro da ieri, da oggi in poi, è quello di inserirlo via via nel sistema di gioco, oltre che naturalmente nel contesto della nostra società e del nostro club. Quindi direi che questo come introduzione, lascerei spazio naturalmente a voi per qualsiasi domanda e a Brandon. Anzi, facciamo così, magari diciamo a lui qualcosa, se volete partire con le domande, così vi racconto un po' della scelta e quant'altro. If you want to introduce this story or something here, I just want to say thank you for this opportunity from the club, from the sponsors, Renoli Carmona. It is a tremendous pleasure to be here, coming from Germany, having contact with the team this summer. I knew right away that it would be a great opportunity for both sides. I think that I'll be able to help the team here and really start something great and work on the success that they've had in the past. I'm really, really looking forward to it, and I can't tell you again how much I thank the club for this opportunity. Ringrazio assolutamente il club e tutti gli sponsor per avergli dato questa opportunità di essere qui a parlare di questa nuova stagione. Arriva dalla Germania e vede questa come grande opportunità per la sua crescita, per la sua carriera. Ha avuto naturalmente contatti durante l'estate e quindi ha preso informazioni sul club, sa che ha fatto molto bene negli anni passati e nuovamente ringrazia per il fatto di poter esprimere la sua parte naturalmente da giocatore all'interno del nostro club, facendo il massimo per contribuire ai risultati della squadra, che sa essere stati importanti nel passato, e spera di poter dare il suo massimo contributo per far bene. E ringrazio nuovamente per essere qua. Is it the first time that you have an opportunity to join Italia Serie A, or in the past you had any offer from other club? There was offers, but again, I felt like this was definitely the best situation, and to be in a great situation means a lot to me. I've obviously become familiar with the team in the past, from the players that have been here before. There's been some players from Germany. There's been some players that I've played with in the past, and I really was attracted to the club and the possibility of having success here as a team. And this is my first time obviously playing the Italian League, and I'm really, really looking forward to it. La domanda di Alessandro è stata se era stata la prima opportunità a livello anche di richieste eccetera per il nostro campionato, e lui ha detto che ci sono state anche altre offerte, ma ha considerato molto attentamente un aspetto che gli è stato riferito anche da giocatori che hanno giocato per il nostro club e che in passato hanno giocato con lui, specialmente giocatori che hanno giocato in Germania.
temo che si possa riferire. Le hanno riferito di una situazione di club molto familiare. Per lui è molto importante, oltre alla situazione tecnica, anche la scelta del club per i fattori personali, e quindi queste referenze hanno sicuramente sono state determinanti alla fine della sua scelta, quindi questa è stata quindi la sua scelta definitiva per tutti questi motivi. Cosa si aspetta dal campionato italiano, insomma? What you are expecting Un po' di livello. on the championship, Italian championship, so the level championship, what you're expecting from you and in general on the championship? I expect a great challenge, but with a challenge that I'm very much willing to meet and that I've prepared very hard for. And I expect the team to work hard for success. Obviously, it won't come easy. It will also be a learning process for me, and I'm willing to learn from the guys that have been on the team, the coaches, the staff, and just put forth a lot of effort to have success in this club. La domanda di Fabrizio è stata cosa si aspetta appunto dal campionato italiano, a livello proprio di campionato, di livello di gioco. Lui ha risposto dicendo che appunto sa che il campionato italiano è un campionato di sfida, quindi è molto competitivo, ma la sfida è quello che lui aspettava, è qui proprio perché accetta questa sfida e pensa che la sfida si vinca attraverso il lavoro duro in palestra, il lavoro duro con gli allenatori, con tutto lo staff, e quindi dice che è pronto per questa sfida ed è qui proprio per questo. Sa delle particolari doti di palestra di Mahoris, che è un personaggio molto quadrato e inquadrato. È pronto a affrontare anche quello. How Tom Maurice is working in his gym, so the way that Maurice uses every day, so he's is mentioning at his way to how he is practicing every day, so really hard and something like that. He's asking you if you know about it. Yes, I've become familiar with it. And hard work is something that I feel is necessary if you want success. However hard we're going to work, I'm willing to embrace that work ethic and really do great things here. I mean, obviously, it will be a challenge, like I said, but hard work is the only way I feel that we will get there. So whatever goals we have, it will be a process every day to get there, and I'm looking forward to it. I've already started this summer preparing for these practices. I'm sure it'll still be very tough, but like I said, it's something that it'll be my pleasure completely to take on this challenge. Ha risposto alla domanda di Michele che chiedeva se conosce il metodo di lavoro di Maurice e i suoi allenamenti duri in palestra. Lui ha detto che conosce assolutamente, lo sa tutto, ma dice anche che è l'unico modo, cioè il lavoro duro, il lavoro giornaliero in palestra per raggiungere gli obiettivi. Di qualsiasi obiettivo si stia parlando, dice l'unico modo per raggiungere è lavorare seriamente e duro. Quindi guardavo l'Italia, guardavo a questo tipo di lavoro perché, come ha ripetuto di nuovo, la sfida che anche nel lavoro giornaliero, sono pronto per questa sfida e quindi è un piacere essere qui e lavorare duro in questo modo. You can play in position 2 or in position 3. You feel more comfortable playing as a guard or as a small forward? I think they are very similar. I'm not sure that there's one that I'm more comfortable with. I think both of them can fit my style of play, and also, wherever I'm needed, whether it's
in the post, whether it's to bring the ball up the floor, and also guarding smaller guys, guarding bigger guys. Wherever I can help the team, I would feel comfortable. Position 2 or 3, it really, it's no difference to me. La domanda di Alessandro è stata se preferisce giocare nella posizione da 2 o la posizione da 3. Ha risposto che secondo lui le due posizioni sono molto simili e quindi crede di avere le qualità per soddisfare entrambe le posizioni. Anche parlando di difesa, se dovrà lavorare con gli uomini, accoppiarsi con i 3, quindi con gli uomini fisicamente più dotati, non sarà un problema perché metterà tutto il suo sforzo, perché l'obiettivo non è il suo personale o quello che sa far meglio lui, ma è quello della squadra. Avendo le qualità per coprire entrambi i ruoli, quello che gli verrà chiesto sarà felice di metterlo in pratica in campo. Ecco, c'è grossa aspettativa sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista spettacolare da parte sua chiaramente e del nuovo americano. Conosce Wolfer in qualche modo e soprattutto se è pronto a dare un po' di spettacolo. For the Wolf Americans, for sure, for skill that usually American has. He's asking you if you know personally also the other guys or Wafer. Just to see the picture. I believe in team chemistry. I think it helps a lot when you have high goals set for a team, or any goals towards success. I don't know the other American. I'm familiar with him just from his status, having played in the NBA and whatnot. But I'm sure once he gets here, we will have the same goals, and that's just to work hard and build a team. We started yesterday. I've gotten to know the guys that have been here the last year or two, and the chemistry already seems really good. They're a really great group of guys. And to me, that's a very good sign. And I have a really good feeling. I know it's early, but right now the feeling is good about the team and the possibilities. Dice che non conosce personalmente il buon Wafer, ma crede anche che l'obiettivo per raggiungere i risultati sia costruire una chimica di squadra. Dice che sicuramente anche quando Von Wafer con le sue qualità sa che naturalmente ha giocato in NBA, quando anche l'altro americano arriverà, l'importante sarà costruire questa chimica fuori e dentro il campo. Dice che le prime impressioni, perché la squadra si sta costruendo a livello di chimica appunto già da ieri, incontrando i nuovi e i vecchi che erano già con noi, le impressioni sono ottime. Gli piace il gruppo delle persone, è chiaro che dice è presto, ma i segnali sono molto positivi perché la chimica si costruisce dentro e fuori il campo. I'd like to say also the support you can already tell is there for this team. I've heard that it's tremendous support in this city, and that also means a lot for team success. And to see that there, and at the dinner that we had last night, and also at the gym, it brings a very, very good feeling. I know that there's high expectations, but it's something that I feel really good about. Vuole anche aggiungere che sa che c'è molta aspettativa in città, sia a livello di supporter, che sono una parte importante anche di questa chimica di cui parlava prima, ma anche vicini al club, quindi gli sponsor. Ieri ci siamo incontrati per la prima volta, incontrando i main sponsor e il presidente, sa che c'è aspettativa, anche questa sa essere una chimica vincente, cioè le persone attorno al club che per adesso hanno dato veramente un'ottima impressione, quindi spera di soddisfare queste aspettative che sa esistere in Cremona attorno alla nostra squadra.
quali sono i suoi obiettivi stagionali, diciamo, qual è il suo punto arrivo in questa stagione? That's tough. Being that this is my first time in Italy, I'm kind of moving along with the team goals, obviously. I feel like we can do big things, but not having played in this league, it's hard to say. For myself, I expect to work extremely hard. I know that I can do well in different systems, including this one. And I believe I am my biggest critic, meaning I always expect a lot from myself. Now, what that will be in this league, only time will tell. Ha chiesto quali erano gli obiettivi personali. Innanzitutto dice che gli obiettivi devono essere quelli del club, quindi prima dei miei obiettivi bisogna guardare quelli che sono gli obiettivi del club, che io cercherò naturalmente di soddisfare appieno. Per quanto riguarda gli obiettivi personali, è la prima volta che è in questa Lega, quindi si deve misurare ancora con questa Lega. Dice nello stesso tempo Brandon che ha qualità che si sono già adattate a diversi sistemi e quindi sicuramente riuscirà a dimostrare quello che è in grado di fare anche nella Serie A italiana. Per far questo nuovamente ha citato il duro lavoro che ci sarà da fare, ma che non lo spaventa assolutamente. Ha fatto un riferimento alla sua autocritica che è molto alta e quindi mette in campo ogni giorno ad ogni allenamento il massimo che può fare, perché tornando alla domanda, quindi agli obiettivi personali sono commisurati al suo livello di autocritica che è molto alto e quindi dice che sente di dare il massimo possibile. Of course, I would like to say the goals are to win the league and move on to EuroLeague and win that too, you know, but it's hard to put that type of goal in a situation that you've never been in before. But I do think that it is, or it should be, a goal to a realistic goal to make the playoffs for this team. That's something that I would like to push for. È chiaro che mi piacerebbe essere qui a dire che a livello di obiettivi mi piacerebbe vincere la Lega e arrivare all'Eurolega, ma è chiaro che è giusto guardarci in faccia e parlare realisticamente. Credo che per questo club sia realistico poter pensare ad arrivare ai playoff e quindi farò di tutto, metterò tutto me stesso per arrivare a questo risultato che credo sia un risultato auspicabile. Dal punto di vista personale, che tipo di persona è, cosa fai, sposato, fidanzato, è in cerca di una donna in Italia? No, yes, they're asking now personally, I think you are married, looking forward to the personal situation. Yes, my wife and daughter are here, and so far it's our first time in Italy, but so far it's been very nice to us. They're treating us very well. The city, what we have seen is beautiful. I love it, even though it's only been 2 days. But I look forward to having this experience with my family as well. Qui con la moglie e la bambina, ha detto che sono la prima volta che arrivano in Italia, che quindi vivono in Italia. Dalle prime impressioni gli piace molto la città, tutto è molto positivo e quindi è felice di essere qui in questa città con la sua famiglia. Maybe I can learn a little bit of Italian so he doesn't have to translate me. Cercherò di imparare un po' l'italiano così non serve che possa andare da duro. Se ci
siamo, mi sembra giusto prima di congedarci ringraziare nuovamente Bossoni perché ha ospitato la prima conferenza stampa di quest'anno e questo è il motivo per a livello di club di ringraziare ulteriormente il gruppo Bossoni che ci sta dando un sostegno veramente importante con una collaborazione realissima, perché vedete le auto tra l'altro tutte messe a nuovo quest'anno, ben visibili, così i nostri giocatori saranno assolutamente riconoscibili in città, però davvero è l'occasione per ringraziare uno dei nostri sponsor più importanti perché ci stanno sostenendo e speriamo, da quello che ci sembra è così, ci sono anche appassionati molto alla pallacanestro, quindi per noi è un piacere averli al nostro fianco. Il signor Mauro Bossoni è qua con noi, quindi se vorrà dire due cose in merito al nostro rapporto, alla sponsorizzazione. Volentieri, noi siamo onorati di essere sponsor, di essere partner di questa squadra, ci immedesimiamo molto in questa squadra perché è una squadra comunque giovane che ha voglia di fare, voglia di crescere, che si mette molto in discussione, che vuole lavorare, quindi queste parole mi fanno veramente molto piacere perché è un po' quello che noi predichiamo in azienda. Noi vogliamo naturalmente affrontare un mercato che è durissimo, il mercato dell'automobile, come sapete, sta praticamente costantemente indietreggiando, quindi è difficile stare sul mercato. L'unico modo per stare sul mercato è lavorare solo tutti i giorni, quindi gli allenamenti che anche gli atleti fanno è l'unico modo per restare oggi sul mercato, quindi siamo veramente onorati, noi continuiamo, siamo umili, crediamo molto in questo mercato, infatti abbiamo previsto altri investimenti per la piazza di Cremona e a soli 2 anni dall'arrivo della nostra azienda in questa città abbiamo previsto veramente investimenti importanti, quindi avremo anche altre cose da ufficializzare e ci fa veramente piacere continuare questa sponsorizzazione. Siamo noi che ringraziamo loro. Veramente. Grazie. Grazie a voi.